Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Una prima edizione che parte in ritardo perché avete visto abbiamo trasmesso la Marcia per l'Umanità, in qualche modo organizzata e gestita da Michele Santoro in differita con Telenorba, un appuntamento importante in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo. Torniamo oggi nel nostro Veneto per raccontarvi invece tutte le notizie che peraltro si aprono con una ultima ora perché c'è stato un omicidio. Siamo in provincia di Belluno, siamo ad Alano di Piave. Nella notte un uomo di 53 anni, Antonio Costa, questo è il suo nome, è stato accoltellato. Con le immagini, grazie al nostro Stefano Bozzi, siamo andati ad Alano di Piave, siamo nel Basso Feltrino. La vittima, come dicevo, è Antonio Costa, abitava ad Alano ma la famiglia è residente nel Trevigiano. Girava spesso con il monopattino, era stato vittima di un incidente stradale, la rissa e poi l'accoltellamento è avvenuta al locale Cangur, il bar della stazione ferroviaria di Fener. L'allarme attorno a mezzanotte tra sabato e domenica, è stato chiamato anche il 118, sul posto l'elicottero da Treviso, i soccorsi immediati, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. La scena del crimine è stata subito sigillata, sul posto sono accorsi i carabinieri coordinati dai comandanti delle stazioni di Querovas e di Feltre. Sul posto il magistrato di turno Alberto Primavera e il medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro. Questo è il Cangu Bar, il bar appunto come avete sentito della stazione ferroviaria di Fener, dove è avvenuto l'omicidio, uomo accoltellato al torace. Era in corso una serata di balli latini americani, comunque una serata di festa. Cercheremo di capire ovviamente nelle prossime ore che cos'è accaduto. Si cerca l'arma del delitto, le indagini sono affidate ai carabinieri. La cronaca poi ci porta a Napoli perché nella stessa notte sono stati aggrediti 4 ragazzi trevigiani di origine marocchina ma residenti nella provincia di Treviso, pare da parte di una baby gang. In 4 sono finiti all'ospedale. Movida violenta a Napoli. Ad essere feriti e finire in pronto soccorso sono 4 giovani di origine marocchina residenti in provincia di Treviso. Il fatto è accaduto in largo Baracche. I ragazzi sono stati picchiati da un gruppo di sconosciuti. L'alterco con una baby gang poco dopo la rissa. I 4 sono stati soccorsi dal 118 che ha allertato i carabinieri. Una delle vittime ha riportato una frattura del polso sinistro, diverse ferite alla testa, 30 giorni di prognosi per lui. Ferita alla testa anche per un altro giovane che è stato medicato all'ospedale Pellegrini. Gli altri 2 hanno riportato ferite più lievi, sono stati portati al pronto soccorso del Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Vi presento il primo ospite di questa nostra prima edizione. In studio con me c'è Marco Inverso, referente per la sicurezza nei luoghi di lavoro di Confapi. Buongiorno Marco, grazie. Buongiorno. Grazie per averci raggiunto. Tra pochissimo invece in collegamento Skype Alberto Irone, segretario generale della Filcams di Treviso. Eccolo, già collegato. Alberto, buongiorno. Salve, salve a tutti. Grazie per essere con noi. Allora Alberto, parto da te. Circa una settimana fa la giornata mondiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Filcams in qualche modo si occupa di tutto il settore legato al commercio, ai servizi. Sappiamo che il numero più alto di infortuni e anche di malattie professionali avviene in settori come quello edile, come l'agricoltura, il settore della meccanica, ma in realtà ci sono tante situazioni che minano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche nel settore terziario, anche nel settore dei servizi. Ci fai un quadro della situazione? Beh sì, diciamo che la sicurezza sul mondo del lavoro è un tema trasversale a tantissimi settori, dall'industria fino al terziario. Per quanto riguarda il settore dei servizi, è un mondo che è in accrescimento numerico, sono sempre più le aziende che ne fanno parte come categoria merceologica e sono sempre di più i lavoratori che ovviamente attraversano questo mondo e sono dipendenti dalle aziende del terziario. Anche se gli ambienti di lavoro paiono essere meno, diciamo, pericolosi perché magari non c'è l'aspetto produttivo all'interno degli ambienti di lavoro del terziario perché prevalentemente si occupano di servizi alle imprese e al cittadino,
Tuttavia, la sicurezza sul lavoro è un tema molto sentito in ordine sia alle attività, penso per esempio alla logistica, che comunque determinano movimento di merci e utilizzo di macchinari, sia in ordine alle malattie professionali, perché la grande distribuzione, il commercio diffuso sono attività che comunque negli ultimi anni si sono industrializzate come tipologia di attività lavorativa e come tipologia di lavoro, e ogni processo di industrializzazione porta con sé comunque anche problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e problematiche legate al mantenimento delle mansioni per lungo periodo. Quindi sono in forte aumento per esempio le domande di malattia professionale per i lavoratori della grande distribuzione nel terziario nei supermercati. Allora, dal punto di vista normativo, perché insomma voi sindacati da sempre ne avete fatto della sicurezza del lavoro una battaglia molto forte e importante, l'ultimo grande cambiamento arriva con il governo Draghi, perché ad esempio viene riconosciuta l'importanza del ruolo del datore di lavoro nella formazione dei lavori in merito appunto alle nuove normative sulla sicurezza. Però manca ancora un accordo Stato-Regioni. Che cosa serve? Ma serve sicuramente aumentare la formazione per tutti gli addetti e serve estendere le materie e le normative previste nel decreto 81 del 2008 per renderle universalmente esigibili in tutte le tipologie di lavoro e in tutte le tipologie di aziende. E poi serve una profonda riflessione anche culturale su che cosa sia la sicurezza sul lavoro in questo momento, perché per esempio dopo la pandemia abbiamo evidenza che la salute mentale dei lavoratori, che è un aspetto che magari è stato meno trascurato e meno indagato rispetto alla salute fisica nel corso degli ultimi anni, è invece materia che dovrebbe essere oggetto di contrattazione e dovrebbe essere oggetto anche di attenzione da parte della politica e di chi rappresenta le imprese, perché i lavoratori, soprattutto chi lavora a contatto con il pubblico, sono sempre più stressati, il rischio di malattie anche mentali è molto elevato e è evidente che serva intervenire e serva considerare questa tipologia di persone, cioè questa tipologia di lavoratori, come personale a rischio. E allora con Marco Inverso, che di formazione insomma se ne intende, no? Cerchiamo un po' di capire come è cambiata la formazione negli anni, perché ha avuto un'evoluzione anche in questo senso, non sono più solo lezioni frontali che in qualche modo venivano seguite dai lavoratori come una sorta di compitino per casa, non erano mai amate, no? Questi corsi di formazione nei luoghi di lavoro. Come sta cambiando? Come fare a farle diventare qualcosa davvero di utile, che possa essere interiorizzato dai lavoratori, e come sindacati, insomma, che in qualche modo sono rappresentati da Alberto Irone adesso, e organizzazioni, Confapi con la sua presenza, possono dialogare in questo senso? Sì, è vero, si sta modificando il modo di fare formazione, in realtà si sta andando nella direzione di aumentare l'efficacia della formazione. Come dicevi tu, la classica formazione frontale in aula serve per tramandare concetti scientifici, ma per aumentare l'efficienza e anche l'apprendimento bisogna cambiare anche il modo di parlare. Ci rendiamo conto di questo perché abbiamo a che fare con le persone. Mi permetto, nella settimana scorsa, in una tappa del Veneto, del forum INAIL, è stato proprio inserito il concetto del valore della persona, e cioè si dice che se la sicurezza è fatta per le persone, allora dobbiamo andare a considerare anche le emozioni e i bisogni di ogni singolo lavoratore. Ecco, in quest'ottica bisogna andare a rispondere ad alcune necessità e bisogni e valori dei lavoratori e parlare il linguaggio giusto, e quindi dire gli stessi concetti ma raccontarlo con linguaggi diversi. Ecco che si stanno diffondendo diversi modi anche di fare formazione, oltre alla formazione esperienziale, che è assolutamente utile, e quindi di fare esperienza, oltre alle parole di fare anche la pratica. Anche si sono inserite modi diversi di fare formazione, c'è la commedia, c'è l'aspetto teatrale, c'è l'aspetto di una comunicazione differente, emozionale, che aumenta l'efficacia del racconto e del passaggio di nozioni. Esiste un gap con, ad esempio, i lavoratori stranieri che sono ampiamente impiegati nei settori di cui abbiamo parlato prima? Sì, allora c'è il gap, ci sono due tipi di ragionamenti. Ci sono i lavoratori stranieri che lavorano in Italia e il fatto
del nostro lavoro, insomma del lavoro di lavoratori italiani all'estero. A livello normativo, la normativa italiana, il decreto 81, è quello più invidiato perché è completo, è strutturato e va a considerare tutte le variabili in gioco. E quindi è difficile per un lavoratore italiano andare a lavorare all'estero perché bisogna confrontarci con altre normative e altri modi di fare. Poi dipende insomma se sono stati europei o extraeuropei. L'altra problematica è il lavoratore straniero che lavora in Italia e qui c'è una problematica di comprensione della lingua, di comprensione della cultura e qui insomma ci sarebbe un ragionamento più ampio anche a livello culturale, come anticipava il collega prima. E addirittura lo Spisel dice state attenti perché sia a livello di formazione sia a livello aziendale il lavoratore straniero deve essere assolutamente in grado di comprendere quello che gli viene detto e per questo vengono fatti anche controlli sugli attestati che poi insomma devono corrispondere a una effettiva comprensione di quello che è stato spiegato e anche chiaramente nelle azioni quotidiane le operazioni che vengono date, insomma le istruzioni devono essere comprese e attuate correttamente dal lavoratore straniero. Irone, succede c'è questa sensibilità anche nelle aziende del territorio di fronte ai lavoratori insomma, che possono avere un gap anche solo semplicemente di lingua, non soltanto culturale? Ma su questo c'è assolutamente moltissimo ancora da fare perché si deve e si può sempre migliorare i livelli di integrazione delle comunità straniere sul nostro territorio e i luoghi di lavoro hanno ovviamente un compito essenziale, quindi sicuramente c'è ancora molto da fare. In generale la formazione sulla sicurezza deve essere uno degli elementi chiave da cui ripartire per politiche che siano adeguate a contrastare il numero di infortuni che negli ultimi 2 anni in Veneto sono in aumento. Oltre ai lavoratori stranieri sui quali c'è la massima attenzione anche delle organizzazioni sindacali per appunto sensibilizzare le aziende perché le formazioni le facciano e perché siano efficaci, questo problema c'è anche con altre tipologie di lavoratori, penso per esempio alle categorie protette o a chi si trova in una condizione di maggior fragilità. Diciamo che le aziende necessariamente devono cambiare la propria impostazione culturale sulla sicurezza, da elemento di burocrazia e ostacolo, e molto spesso è vissuta così, invece a un'opportunità di cittadinanza, un'opportunità per migliorare la qualità del lavoro e un'opportunità anche per innalzare i livelli di benessere del territorio. A proposito di benessere, all'epoca con il governo precedente fu proposto per promuovere la parità di genere una sorta di patenti a punti per le aziende. Avrebbe un senso proporla anche per chi sa adeguarsi, non solo con attestati alla mano, ma anche con insomma, un'applicazione pratica di quello che poi vuol dire rispettare le norme nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì, bello questo concetto, anche quello che dice Irone, provo a collegarli, perché va contro la parte repressiva delle ispezioni, ok? È vero che gli ispettori devono andare a verificare le assenze, la non adempienza, è altrettanto vero che però si dovrebbero dare appunto dei premi per chi nelle aziende fa effettivamente sicurezza. C'è qualcosa a livello di contributi economici come i bandi dell'INAIL, si dice che non sono sufficienti anche perché le risorse finiscono molto presto. È chiaro che però si cambia prospettiva e questo cambio di prospettiva è fondamentale. Assemblea Confapi della scorsa settimana uno degli argomenti è stato anche l'attrattività del lavoro e qui mi collego anche con il benessere di cui parlava Irone. Sempre più una variabile che il lavoratore sceglie per andare a scegliere, decide insomma, per andare a scegliere il lavoro è il benessere, la qualità della vita all'interno dell'azienda. E questo atteggiamento, questo soddisfacimento di questo bisogno sta effettivamente poi cambiando, ecco che c'è il cambiamento spontaneo nel mondo del lavoro, perché c'è difficoltà nel trovare lavoratori, c'è la difficoltà di andare a organizzare il tutto. Tutta questa cosa è nel concetto di organizzazione, di cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione. Il 12 maggio facciamo proprio, e qui mi collego al concetto della fragilità, una tavola rotonda con le istituzioni, con lo Spisal, con l'ispettorato del lavoro, con le scuole, perché si va a ragionare su un concetto di inclusione
e cioè superiamo questo concetto di sicurezza maschilmente neutra, andiamo a considerare, e qui anche il discorso che facevamo prima del linguaggio, ecco perché deve cambiare, perché abbiamo a che fare con ragazzi di alternanza scuola-lavoro che non hanno esperienza e devono imparare i termini base sulla sicurezza, e quindi avremo le scuole. Bisogna parlare con lavoratori stranieri, bisogna lavorare con lavoratori fragili. Ecco che si amplia il concetto di lavoratore, si amplia il concetto di fragilità, si deve modificare anche il modo di interagire con questi, sia nella comunicazione, quindi nella formazione, sia anche nella... Chiedo ad entrambi, chiedo di essere velocissimi. Esiste un problema legato alla struttura produttiva del nostro territorio? Un conto sono le aziende, un conto sono le piccolissime, medie imprese del nostro territorio che oggi insomma, hanno a cuore di riuscire ad arrivare a fine mese con i rincari piuttosto che la sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi chiedo se concretamente esiste questo problema e insomma, una battuta al volo per capire come intervenire. Prego. Esiste, sì. Bisogna superare anche qui, bisogna avere un po' di fiducia, mi spiego meglio. L'efficientamento della sicurezza porta anche a un miglioramento dell'efficacia produttiva e quindi le due cose non sono assolutamente scollegate, anzi si diceva proprio nella tappa veneta del forum INAIL che un investimento di €1 è più produttivo, conta di più, insomma, investimento in sicurezza porta a un reddito superiore all'euro. E quindi bisogna credere in questa, bisogna aprire al pensiero dei lavoratori rispetto, ascolto e partecipazione attiva del lavoratore porta a una migliore organizzazione anche dal punto di vista della produttività. Alberto Irone, a lei. Sì, questo problema esiste, è un problema che si risolve culturalmente e si risolve con investimenti, ma si risolve dal nostro punto di vista anche con controlli da parte delle istituzioni. Gli organismi deputati a verificare e ispezionare le aziende sono cronicamente sotto organico, penso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e allo SPISAP, e il fatto che in alcuni settori non ci siano materialmente le risorse umane per effettuare le ispezioni e i controlli sui cantieri o nell'industria o nel terziario ovviamente rischia di compromettere la salute di chi lavora all'interno di quelle aziende ma anche dello stesso territorio. Quindi è un problema che esiste nelle aziende ma esiste anche a livello generale nel livello istituzionale per chi se ne deve occupare. Insomma anche un tema proprio di risorse umane. Grazie ad Alberto Irone, Filcams CGIL, grazie a Marco Inverso per Confapi, grazie per essere stati con noi, grazie e buona domenica a voi. Io invece ringrazio e do il benvenuto a Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Marcon, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori. Allora, senta, vogliamo fare il punto con lei per quanto riguarda la provincia di Treviso alla luce dell'ultimo crollo dell'ultimo viadotto in Italia. Siamo un paese che va sistemato e questo l'abbiamo capito dopo il crollo del ponte Morandi, con questo grande elenco che è stato stilato per capire che cosa si può fare sul territorio. Vorremmo fare il punto con lei sulla situazione della provincia di Treviso. Che cosa state facendo e che cosa deve ancora essere fatto? Allora guardi, a seguito del crollo del ponte Morandi, è successo il 14 agosto del 2018, il governo di allora chiese alle province di fare una ricognizione ed un monitoraggio sullo stato dell'arte e della propria viabilità entro il 31 agosto di quell'anno, e quindi nei 15 giorni a disposizione tutte le province hanno monitorato e evidenziato quali fossero i fabbisogni in termini di risorse per la messa in sicurezza e il ripristino laddove servisse della viabilità e dei ponti. La provincia di Treviso gestisce 1188 km di viabilità e circa 300 tra ponti e viadotti. Dalla ricognizione non sono emerse criticità di emergenza, sono emerse esigenze di manutenzione e di rimessa in pristino di alcuni ponti ed alcuni viadotti, e nelle richieste che abbiamo fatto allora, io ricordo mi sembra fossero sugli 80 milioni le richieste che avevamo fatto, ce ne sono arrivati 13 nel 2021.
Questi ci consentono di intervenire in alcuni punti l'abbiamo già fatto, in altri siamo ancora in fase di progettazione, in cui qualcuno è in bando di gara, su 11 opere, alcune minori, ricordo interventi fatti a Meduna di Livenza, piuttosto che a Asolo, piuttosto che a Susegana. Stiamo progettando alcune 3 opere sostanzialmente importanti. Una è l'importo dei lavori dell'epoca tra i comuni di Susegana e Sernaglia sul fiume Soligo, è un lavoro da 2,5 milioni. Un'altra è lungo il fiume Sile a Casale sul Sile per un importo di 3,6 milioni. E la terza, più significativa, è quella lungo il fiume Monticano a Motta di Livenza, con un importo di lavori che era partito da 5 milioni, oggi è arrivato a 7. Non ci siamo fermati, abbiamo integrato con risorse nuove e verosimilmente entro la fine dell'anno queste 3 opere partono. Stiamo dialogando con i territori per limitare al minimo i disagi che comporta l'interruzione della viabilità, e sappiamo com'è, no? Quando si va a chiudere un ponte crea dei disagi, però insomma in questo dovremo anche condividere con i territori questi disagi che necessariamente saranno chiamati a pagare, ma in virtù anche poi di un'opera magari attesa da tanto tempo. Quindi quel che dico è che abbiamo avuto qualche minimo riscontro rispetto alle esigenze manifestate all'epoca. Siamo in attesa che si trovino le risorse necessarie per dare una risposta più complessiva a quella che è la viabilità più importante dell'intera provincia, perché la provincia con i suoi quasi 1200 chilometri è l'ente che gestisce il maggior numero di chilometri di strade all'interno appunto della provincia. Senta, abbiamo visto nelle immagini comparire il Ponte di Vidor che tra l'altro è stato nominato dal Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini proprio nell'ultima sua visita, la penultima anzi, sua visita qui nel territorio, quando è stato aperto il casello di raccordo, la strada di raccordo della Pedemontana con la A27. Che cosa ci può dire del Ponte di Vidor? Dico che è stato oggetto di valutazione all'epoca e non presenta criticità infrastrutturali o sismiche, quindi è un ponte che è così come sicuro. Dico però che l'avevamo candidato all'interno di quella ricognizione, non esclusivamente un nuovo ponte, ma una nuova viabilità complessiva che andasse a ridurre gli effetti dei quasi 22.000 mezzi pesanti che transitano giornaliere su quelle zone, perché ricordiamo interessare i centri abitati di Vidor, appunto, carica su Valdobbiadene, su Bigolino, e quindi lì il ragionamento è un po' più ampio, non è esclusivamente legato al ponte. Ma ne abbiamo anche altri esempi di viabilità sovraordinata che potrebbero risolvere criticità. Mi viene in mente il completamento della tangenziale di San Vendemiano, piuttosto che la variante di Francenico, piuttosto che la variante di Badoere Morgano. Quindi qui è solo un tema di risorse, perché cominciamo a parlare di qualche centinaio di milioni di euro. Le ripeto che ne sono stati assegnati 13 da quella ricognizione. Senta, l'ultima battuta non può non essere che non per il PNRR. Ieri Giorgetti da Treviso ha detto chi è in regola riceverà questi fondi. Quanto importanti sono per il nostro territorio questi fondi? Ecco, vede, sono fondamentali, questi daranno il là per un sviluppo del paese, no? Questo è nelle intenzioni del PNRR. E io giusto di recente ho avuto occasione di dire che laddove ci fossero risorse da PNRR da dedicare a viabilità, sarebbe una spesa, a mio modo di vedere, che consentirebbe di risolvere criticità, troverebbe enti locali pronti con progetti nei cassetti che giacciono da tempo in attesa di essere finanziati, in modo che questi soldi possano venire spesi entro i stringenti termini del PNRR. Adesso siamo in attesa di capire, per esempio, se quei 3 miliardi e mezzo, non ricordo bene la cifra, agli asili nido, che vedono grandi criticità da parte degli enti locali di essere calati a terra, perché le tempistiche sono troppo strette. La prima scadenza è il 31 maggio, quindi entro fine mese, e non ci sono tanti che sono stati pronti a cogliere questa opportunità. Se in qualche modo rivedessero questo strumento, questo PNRR, io credo che troverebbero province e comuni su tutta Italia pronti
a spenderli e a spenderli bene, perché ricordo che sicurezza stradale significa meno incidenti, migliore viabilità significa maggior velocità nello spostamento delle persone e delle merci e conseguentemente una capacità di competizione che si eleva, che aumenta a livello del nostro paese. Quindi io inviterei a farla una riflessione laddove sia possibile entro i stringenti margini del PNRR. Quindi un PNRR che, ove fosse possibile, diventi flessibile anche alla luce appunto dei bisogni del territorio, proprio perché queste risorse che sono preziose non vadano perdute. Grazie Presidente per il suo tempo, grazie, auguro buona domenica ovviamente anche a lei, buon lavoro. Buona domenica anche a voi, arrivederci e grazie a voi. Arrivederci, arrivederci. Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso, Sindaco di Castelfranco. In ultima battuta vi faccio vedere la fotografia, questa è la pagina della Tribuna di Treviso. Oggi il serpentone rosa ha invaso le strade di Treviso, oggi Treviso in rosa, sono 10.000 le donne che si sono iscritte, con la loro iscrizione hanno aiutato la ricerca contro il cancro, davvero tantissime donne hanno scelto di correre oggi a Treviso e nei nostri notiziari della sera non mancheremo di farvi vedere le immagini di questo serpentone rosa e di farvi ascoltare le interviste raccolte dalla nostra Marta Marangona. Noi siamo in chiusura per questa edizione di Prima Edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione su Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 19:30. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, il tempo tende a peggiorare progressivamente nel corso di domenica 7 maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà variabile con maggiori tratti di sereno in mattinata. A seguire qualche nube, specie sulle zone montane e pedemontane, dove saranno anche associate a precipitazioni sparse, possibili poi fin verso le zone limitrofe. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, poi nel pomeriggio nuvolosità sui monti ma un po' ovunque, con probabili rovesci e con qualche temporale in locale sconfinamento anche alle pianure circostanti. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso avremo il sole inizialmente, poi precipitazioni sparse, specie a partire dal tardo pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.